Eder. Mech. Pallister. A Trieste, in via Baiamonti, una spinta data in un momento di tensione è diventata, 8 mesi dopo, un caso di omicidio. La vittima è Stefano Battiston, cuoco triestino conosciuto come Chef Papo, morto nel maggio dell'anno 2024 dopo una lunghissima agonia seguita a un grave trauma alla testa. Tutto nasce da un episodio che, sulla carta, era stato inizialmente trattato come semplice fatto di lesioni gravi. In un contesto di conflitto, ancora oggi ricostruito nei dettagli dagli inquirenti, Stefano viene spinto con forza. Non un contatto leggero, ma uno spintone violento che lo fa rovinare a terra. La caduta è pesante, il cuoco batte la testa e riporta un serio trauma cranico. Viene soccorso, portato in ospedale, sottoposto a cure e controlli. Da quel momento comincia un calvario, ricoveri, terapie, conseguenze neurologiche da gestire e poi complicazioni sempre più gravi. Secondo quanto emergerebbe dagli atti medico-legali, proprio quel trauma iniziale avrebbe innescato una catena di eventi clinici che nel giro di circa 8 mesi porta alla morte di Stefano, avvenuta nella seconda metà di maggio 2024. La famiglia lo saluta sulle pagine dei necrologi ricordandolo come Chef Papo, segno di un radicamento forte nel mondo della ristorazione cittadina. Sul piano giudiziario, però, il fascicolo nasce in modo molto più modesto. Al centro c'è un'ipotesi di lesioni personali gravi, contestata a chi ha materialmente spinto a terra il cuoco. Col passare dei mesi, con il decesso della vittima e con le relazioni dei medici, il quadro cambia. Il punto chiave è il nesso causale tra lo spintone e la morte. Se quel gesto, pur senza la volontà di uccidere, viene ritenuto l'innesco decisivo del processo che ha condotto al decesso, non si può più parlare solo di lesioni. Qui entra in gioco il giudice dell'udienza preliminare. Esaminando gli atti, il GUP ravvisa nella condotta contestata la cosiddetta preterintenzionalità. In sostanza, chi ha spinto Stefano avrebbe voluto solo procurargli una lesione, ma la violenza del gesto e le sue conseguenze hanno superato le intenzioni, culminando nella morte del cuoco. È la tipica zona grigia coperta dall'omicidio preterintenzionale, dove non c'è premeditazione, non c'è dolo diretto di uccidere. Ma c'è comunque una responsabilità piena per l'esito letale di un'azione violenta. Proprio per questo il giudice decide di riqualificare il fatto. Non più semplice reato di lesioni, ma ipotesi di omicidio. Gli atti vengono rinviati al pubblico ministero, che dovrà riformulare l'imputazione tenendo conto di questa nuova cornice giuridica e verosimilmente rivalutare anche la richiesta di rinvio a giudizio alla luce del reato più grave. Per l'indagato cambia tutto. Aumenta il peso della constazione, cambia il possibile trattamento sanzionatorio e si alza anche il livello di attenzione mediatica sul procedimento. Dal punto di vista simbolico, la decisione del GUP manda un messaggio chiaro. Spingere una persona a terra, soprattutto con quella forza in un contesto di conflitto, non è mai un gesto banale. Se da quell'azione nasce una morte, la giustizia non può fermarsi alla superficie delle lesioni, ma deve chiamare le cose con il proprio nome, anche quando il confine tra intenzione e risultato è labile. In via Baiamonti, quella linea è stata superata nel momento in cui Stefano Battiston ha battuto la testa sull'asfalto. Oggi, a distanza di mesi dalla sua scomparsa, la vicenda entra in una fase nuova, in cui la parola omicidio entra di diritto nel capo di imputazione. Nell'Agropontino, tra Pontinia e Terracina lungo la strada della Torre, la scena è un'altra. È sera, il traffico è scarso, qualche auto e molte persone che tornano dai campi. A un certo punto alcuni cittadini, in gran parte connazionali della vittima, notano un uomo riverso sul ciglio della strada, ferito e sanguinante. Si tratta di un bracciante agricolo di origini indiane, poco più che trentenne, che lavora nelle aziende della zona come tanti altri uomini della comunità Sikh, che da anni anima l'economia agricola del territorio. È stato raggiunto da coltellate e, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato caricato su un'auto e poi gettato sull'asfalto in corsa, abbandonato come un peso di cui liberarsi. Quando arrivano i sanitari del 118, non possono fare altro che constatare il decesso. I carabinieri transennano il tratto di strada, eseguono i rilievi, cercano telecamere nei paraggi. A terra ci sono chiazze di sangue, possibili tracce di trascinamento e segni di frenata. Tutto viene fotografato e repertato.
Gli investigatori sentono chi ha lanciato l'allarme e i connazionali che per primi si sono avvicinati al corpo. L'ipotesi di reato è subito omicidio. Restano però da definire la dinamica precisa e il movente. Non ci sono ancora indagati formali. Le piste aperte sono diverse. Da un lato c'è la possibilità di una lite esplosa all'interno della comunità, magari per questioni personali, familiari o economiche, degenerata in accoltellamento e poi nella decisione di disfarsi del ferito lasciandolo in strada. Dall'altro c'è il contesto del lavoro agricolo. In quella zona il tema del caporalato e dello sfruttamento dei braccianti stranieri è noto da anni e non si può escludere che la vicenda sia collegata a turni massacranti, paghe irregolari, debiti o minacce legate alla manodopera. La storia richiama alla mente la vicenda, sempre nell'Agropontino, di un altro lavoratore indiano morto dopo un incidente sul lavoro e abbandonato dal datore di lavoro sul ciglio della strada. In quel caso la dinamica aveva mostrato quanto poco possa valere la vita di un bracciante quando entra in attrito con il sistema dello sfruttamento. Qui la violenza è diversa. Non c'è un incidente, ma ferite da arma da taglio e un abbandono in strada che assomiglia a un'esecuzione in piena regola. Saranno fondamentali l'autopsia, l'analisi dei tabulati telefonici, le immagini delle telecamere su quella provinciale intorno alle aziende agricole. Solo incrociando questi dati si potrà capire chi c'era in auto con la vittima, dove è stato colpito, chi aveva interesse a farlo sparire in questo modo. Guardando insieme questi due fatti emerge un quadro comune, pur dentro contesti completamente diversi. A Trieste una rissa fra sconosciuti davanti a un bar si trasforma in tragedia per una reazione sproporzionata, fisica e tecnica, di chi in passato ha fatto della violenza un mestiere. Il confine tra difesa e aggressione viene superato in pochi secondi e il diritto interviene a posteriori cercando di dare un nome alla morte, non omicidio volontario, ma neppure una semplice colluttazione finita male. Nelle campagne di Pontinia il copione è un altro. Non c'è la scena classica della lite al bar, c'è l'immagine di un bracciante straniero ferito con un coltello e lanciato dal veicolo che lo trasporta. Qui il problema non è solo la dinamica dell'aggressione, ma il contesto di potere in cui matura. Il lavoratore straniero, spesso ricattabile e sostituibile, è la figura perfetta per restare senza voce anche da morto. Se l'omicidio dovesse rivelarsi legato al lavoro nei campi, ci si troverebbe davanti a un salto ulteriore, dal singolo gesto di violenza al delitto che nasce dentro un sistema di sfruttamento strutturale. In comune questi due casi hanno l'idea che il corpo dell'altro sia qualcosa di disponibile. Nella storia di Trieste un colpo di troppo parte quasi come un riflesso, ma su un uomo disarmato e già a terra. Nella storia dell'Agropontino un lavoratore ferito viene trattato come un ingombro da liberare lungo una strada di campagna. In entrambi i casi la morte non è frutto di un piano sofisticato, ma dell'incapacità di riconoscere all'altro un limite che non si può superare. Mettere fianco a fianco Trieste e Pontinia significa raccontare due facce della stessa violenza. Quella più immediata e urbana della rissa che degenera e quella più silenziosa e rurale che colpisce chi lavora nei campi in condizioni di debolezza estrema. Sullo sfondo ci sono una giustizia che, nella vicenda Bartolini, è arrivata a una sentenza definitiva e una nuova indagine che, nel caso del bracciante, è solo agli inizi. Il punto di contatto sta in quel lenzuolo bianco steso sull'asfalto e in una domanda che resta aperta in entrambi i fascicoli: quanta violenza siamo disposti a tollerare prima che qualcuno finisca per terra senza più rialzarsi? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.